Tragico incidente stradale nella Marca, 52enne perde il controllo della moto e si schianta contro un cartello. Il dramma nel tardo pomeriggio a Breda di Piave. In 1000 oggi hanno dato l'ultimo saluto al 54enne che si è tolto la vita alla vigilia dei funerali della moglie. L'omaggio commosso dall'altare. Ora correrai per sempre con la tua Giovanna. Le nipoti, ti perdoniamo per quel gesto. A novembre i ladri gli hanno portato via i ricordi di una vita, qualche giorno fa i soldi della pensione, le parole di un ottantenne di Villorba avvilito e amareggiato per essere diventato bersaglio dei malviventi. Hanno approfittato della pandemia per mettere in piedi un vastissimo giro di vendita online di costose scarpe da ginnastica contraffatte in Cina e vendute a prezzi stracciati, coppia insospettabile denunciata. Velodromo di Lobadina ancora bloccato, l'ira di Massimo Zanetti, patron di Segafredo, pronto a dare una mano, situazione indegna per la provincia più ciclistica d'Italia, c'è la volontà di trasferire tutto in Lombardia. Accordo tra INPS e Regione per la creazione di un centro per disabili all'ex casa vacanze di Farra di Soligo, di proprietà dell'Istituto di Previdenza. Il questore di Treviso ha messo altri 3 DASPO nei confronti di altrettanti ultras del Bassano coinvolti negli scontri prima dell'incontro di calcio con il Giorgione dello scorso 13 marzo. A poco più di 2 mesi dal rientro in Italia e per la prima volta ospite di una trasmissione, stasera a Ring il racconto dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro, per un anno prigioniero in Sudan, il ricordo dell'inferno, gli incubi che ancora lo tormentano e la voglia di ricominciare. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque, prima di vedere subito la cronaca, rilanciamo il sondaggio che questa sera avrà il suo esito a Ring, lanciato anche nelle nostre precedenti edizioni dei nostri telegiornali. Il tema, la vicenda è quella del viaggio per la pace in Russia annunciato da Salvini e congelato anche dopo le polemiche di questi giorni. Viaggio per la pace in Russia, Salvini sbaglia? Se per voi sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, 0422 162 6690. Queste le 2 opzioni, come sempre la chiamata è gratuita e non preoccupatevi se sentite lo squillo, sentite il numero occupato, perché il cervello elettronico, chiamiamolo così, registra la vostra opzione nel momento stesso in cui scegliete o l'una o l'altro dei numeri di telefono. Come sempre l'esito a Ring, rivedremo il sondaggio nel corso appunto di questa edizione del telegiornale, che si apre, lo avete visto dai titoli, con la cronaca, e purtroppo la cronaca di un'altra tragedia della strada nella Marca, avvenuta nel tardo pomeriggio a Breda di Piave, vittima un motociclista. Il servizio di Daniela Sizia e Lina Paronetto. In sella alla sua moto è improvvisamente finito fuori strada, andando a scontrarsi rovinosamente contro un cartello stradale e morendo praticamente sul colpo. Ancora un centauro vittima della strada, questa volta a Breda di Piave. La vittima sarebbe un 52enne che vive poco lontano dal luogo del sinistro. Non sono chiari i motivi per i quali il motociclista, che intorno alle 17 stava percorrendo via Bovon in direzione San Bartolomeo, quando in località Campagne, all'altezza di una curva, si è uscito dalla sede stradale, terminando la sua corsa contro un palo della segnaletica. Questa strada, sindaco, com'è? Questa strada? Questa di per sé non ha avuto grossi problemi di incidentalità mortale. Diciamo che più via Piave, più via Serenissima, che noi abbiamo constatato che c'è un limite di velocità di 70 km/h, è una strada che ha una larghezza anche abbastanza accettabile, l'asfalto direi che è buono perché è stato fatto 5-6 anni fa e non presenta irregolarità, e quindi mi auguro, insomma, dispiace. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli automobilisti che transitavano in quel punto. Giunto sul posto, l'equipaggio del suo M118 non ha potuto fare altro che appurare la morte del 52enne. Troppo gravi i traumi e le ferite riportate. A compiere i rilievi sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, secondo la cui ricostruzione, stando agli elementi in loro possesso, il centauro avrebbe fatto tutto da solo. Una fuoriuscita di strada autonoma che non ha coinvolto altri veicoli. Traffico congestionato fino a sera in via Bovon per consentire le operazioni di verifica della dinamica dell'incidente e la rimozione della moto. Oggi si è chiuso un cerchio drammatico, tragico, il cerchio della vicenda di Luca Simeonato e della moglie Giovanna. Lo ricorderete, la donna che muore per un malore e poi l'uomo che si toglie la vita il giorno prima dei funerali. Era successo una settimana fa. Era un dramma consumatosi a Quinto. Oggi a Treviso, nella chiesa di Santa Maria del Rovere, i funerali dell'uomo, molto partecipati e molto commossi.
Una cascata di margherite arancione poggiate sul feretro, intorno i fratelli, i nipoti, tutti i familiari e poi gli amici, biker, quelli che hanno condiviso con Luca la passione immensa per le moto. Sono tutti insieme nella chiesa di Santa Maria del Rovere per accompagnarlo un'ultima volta. Toccante l'omelia di Don Adelino, che in una sorta di lettera si è rivolto direttamente a Luca. Se noi siamo qui è perché tu ci hai lasciato tutti senza parole, sgomenti e allo stesso tempo incapaci di capire in profondità le ragioni della tua scelta. Buono, gentile, delicato, generoso, attento agli altri, rispettoso delle regole anche nelle sue uscite in Harley. Così Don Adelino descrive più volte Luca, senza dimenticare il suo infinito amore per la moglie Giovanna, con la quale aveva condiviso la vita, il lavoro, i viaggi in sella alla moto. Hai adorato tua moglie fino all'ultimo giorno e poi hai scelto di entrare in quel sepolcro, come Pietro e Giovanni, in cui morte e vita si scontrano. Nessuno di noi può nemmeno contestare, non può ribellarsi a questa scelta e imprecare contro il dramma della vita. Sei tu che hai scelto di congedarti da questo mondo. Commoventi, al termine della funzione, le parole delle due nipoti di Luca. Con il cuore in mano riesco solo a dirti che mi dispiace tanto. Mi dispiace soprattutto che hai precluso tutti noi di un futuro felice assieme. Mi dispiace vedere che con questo tuo gesto hai sfibrato e logorato ogni cellula presente nel corpo di mio papà e dello zio. Mi dispiace che non siamo riusciti ad essere quella pulsione utile al tuo cuore per farlo carburare ancora un po'. Non ti preoccupare, zio. Nonostante i cuori anestetizzati dal dolore, nessuno ti recrimina nulla. Credo che in questo momento in ognuno di noi tu abbia lasciato pensieri diversi, anche di rabbia e dispiacere. Ma la forza più potente che ci sia è il perdono e ci credo tantissimo. E io sono qui per dirti che ti perdono perché hai amato la zia e tutti noi fino all'ultimo abbraccio. Per l'ultimo viaggio Luca è stato accompagnato dal rumore che lui e Giovanna tanto amavano, il rombo delle moto. A Fontana di Villorba adesso per raccogliere lo sfogo di Adriano, questo ottantenne che ha subito ben 2 razzie dei ladri, una a novembre e uno qualche giorno fa, e ci ha detto: mi hanno portato via tutto, mi è rimasta soltanto la mia gattina. Basta essere così, se mi sento io vieni là. Insomma, è una delle ragioni di vita adesso. Sì, qui è questo. Gli è rimasta solo l'anziana gattina dopo che i ladri gli hanno portato via tutto. È avvilito Adriano Vettori, 80 anni, una vita di lavoro tra la Berga di Quinto e poi la radiologia di Treviso. Una vita di solitudine in questa casa di Fontana di Villorba, fatta a parte una figlia di parentele distanti di una moglie portata a Camposanto oltre 30 anni fa. E una vita sempre più povera di ricordi dopo che un anno fa i ladri gli hanno portato via tutti gli ori, fedi comprese. E poi dentro Palea? E poi io ho fatto il disastro. Anche i pastigli mi è schisa. Sono stato via 1 ora e un quarto. 1 ora e un quarto sono mia casa a disfatta a Caporetto. Portato via anche la fede della moglie? Tutti. Fede, braccialetto, catenina. I ricordi? Spariti i ricordi e da venerdì anche la pensione, dopo il passaggio di un giovane scaltro che gli ha portato via i soldi che aveva in portafoglio. Vestito normale, a Centoveneto Nostrano, prima paventandosi addetto a delle poste, si offre di aiutarlo nel voto per il referendum e poi gli chiede una banconota con la scusa di trascrivere un numero seriale. Ma non ha neanche un soldo. E io dico, cosa avere che cosa? Come che vuoi in camera e mi capita a parlare io. Mi ha visto che sul portafoglio che avevo un quadretto così, messo un astico e mi ha tolto sto astico con sto cartoncini e era 800 euro dentro. Non è tanto il denaro, sottolinea Adriano, ma come me l'ha portato via e come l'altra volta mi sento ancora più solo e più povero dentro, se non ci fosse lei. Come si chiama la gatta?
Paciufota ha messo il nome. Paciufota. Allora, ti si te chiami? A Sessa Calzà. Anche lei ha subito il passaggio dei ladri. Io avrei dato e poi si lamenta. Ecco perché Paciufotta è diventata oggi la sua unica ragione di vita. Perché se ti fidi di Dio, ti va sempre ti dici, che motivo vuoi? Che motivo hai tu da andare avanti? Perché? Una coppia insospettabile di fidanzati, un giro d'affari illegale online di scarpe costose ma contraffatte, l'indagine della Guardia di Finanza di Treviso. Hanno approfittato del periodo di pandemia per mettere in piedi una vera e propria rete di commercio online di calzature contraffatte. Sono stati identificati e denunciati per ricettazione e contraffazione 2 fidanzati 35enni della provincia di Treviso. L'operazione della Guardia di Finanza è scattata dopo la denuncia da parte dell'azienda marchigiana proprietaria del marchio. La coppia di lavoratori arrotondava lo stipendio con un illecito secondo lavoro. Di fatto acquistava da fornitori con sede in Cina le calzature contraffatte, riportanti anche il falso Made in Italy, e le rivendeva agli acquirenti con sede in diverse località del territorio nazionale. Calzature che solitamente hanno un valore di mercato sui 500 euro e che invece la coppia offriva al prezzo vantaggioso di 200 euro. Gli indagati offrivano la personalizzazione delle calzature, quindi ogni acquirente era convinto di avere un paio di calzature che era unico nel suo genere e questo probabilmente attraeva molto la vendita di questi articoli. Nell'arco di poco meno di un anno i 2 venditori, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram, hanno ottenuto numerose iscrizioni. Sul sito gli acquirenti potevano avere anche il book fotografico delle scarpe offerte. Il giro d'affari che ha messo in piedi la coppia è di circa 7.000 euro nell'arco di poco meno di 10 mesi, giro d'affari che è stato bloccato grazie al nostro intervento a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Nell'abitazione dei fidanzati è stata sequestrata merce già pronta per la spedizione e soprattutto i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Rintracciati e multati una ventina di acquirenti domiciliati tra le province di Bari, Padova, Pesaro, Urbino, Pordenone, Treviso, Venezia, Udine e Vicenza, che hanno dovuto pagare 200 euro di sanzione. 11 di loro hanno anche restituito in sequestro amministrativo le scarpe contraffatte. L'appello della Guardia di Finanza. Gli acquisti devono essere effettuati rivolgendosi a rivenditori ufficiali, utilizzando canali ufficiali, altrimenti si cade nella sanzione amministrativa dell'incauto acquisto. È importante altresì richiedere sempre il documento commerciale a seguito di un'operazione di acquisto, anche se avviene attraverso internet. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco. Parliamo di uno dei grandi cantieri al momento incompiuto nella Marca. Tra questi il più evidente è quello del velodromo di Lovadina. Si dice pronto a dare una mano, a intervenire in qualche modo un nome importante dell'imprenditoria come il patron di Segafredo Massimo Zanetti, ma a quanto pare ci sono dei veti federali nella situazione. È una cosa indegna che la provincia più ciclistica d'Italia, dove tutti vanno in bicicletta, l'opera è già a metà, che non si debba portarla a termine è veramente una cosa incredibile e quindi vedremo. C'è Mosole che si batte, io ho detto che volentieri gli do una mano, Francesco Mosera è uguale. Io spero di riuscire a fare qualche cosa. È un problema di volontà federale che adesso hanno tirato fuori, che volevano portare, che invece di farlo qua lo vogliono fare in Lombardia. Pensa a te, sempre il solito discorso. Le Olimpiadi no a Cortina Mia, andrà in Piazza del Duomo a Siar. Il velodromo di Lovadina è la contesa lombarda secondo Massimo Zanetti, il mister trevigiano del caffè che si sta godendo le soddisfazioni di squadre e team, però tutte fuori dalla Marca. Treviso ha tanti campioni, tante. Noi le nostre squadre sono World Tour, non è che posso trovare una World Tour a Treviso e la Virtus, di Virtus ce n'è una. Io penso che nessuno possa farmi, perché una persona che si è spesa per Treviso tanto come me
e in politica e nello sport non se ne trovano tante. A proposito di esperienza trevigiana, lei ha lasciato la politica, ma come vede la Treviso di oggi rispetto a quella che ha lasciato quando pensava di fare il sindaco? Ma no, io penso che Treviso sia una città governata bene, dove si vive bene, dove si sta bene. Treviso è una città particolare, alla gente piace stare quieta. Ma da imprenditore Zanetti sprona tutto il territorio ad investire sul turismo, nuova frontiera dell'economia di Marca. Noi con le colline dell'UNESCO, col Prosecco, col mangiar bene, vivere bene, che è la vocazione di Treviso. È sempre stato un luogo di amene acque, mangiar bene e star bene. Turismo però rallentato come tutto il resto dalla guerra in Ucraina. Io spero che finisca sta guerra maledetta, che trovino un punto di incontro diplomatico di qualche genere, perché dà un sacco di problematiche anche da un punto di vista economico. Zanetti che infine esclude ogni suo ritorno alla politica. No, io ormai sono vecchio, mi godo lo sport, i miei campioni. E no, adesso ci sono i giovani, devono andare avanti loro, ci mancherebbe. Un giovane su cui puntare per la politica, per l'amministrazione di questo territorio? No, non parlo di politica. La sanità adesso, sono grato allo spirito di collaborazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, così il presidente dell'INPS Pasquale Tridico sull'accordo tra INPS e Regione per la creazione di un centro per disabili operativo dal 1° giugno all'ex casa vacanze di Farra di Soligo, di proprietà proprio dell'Istituto di Previdenza. Imboccare la strada del recupero e del riutilizzo a favore della comunità invece di quella dell'alienazione è l'indirizzo impartito a livello nazionale dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico e a Treviso è stato preso alla lettera, recuperando nel giro di un mese la villa ex Enam di Farra di Soligo, da impiegare in una prima fase per l'accoglienza di persone con disabilità in fuga dall'Ucraina e poi da destinare all'ospitalità di ragazzi autistici per i quali c'è sempre più bisogno di spazi. Questo era un bene di qualità, abbandonato, non più utilizzato, e pensare che riprende, torna a nuova vita, dando questo servizio alle famiglie, alla disabilità, in particolar modo ai bimbi autistici che rappresentano un neonato su 77 che nasce è autistico, direi che è un bel segnale. Fra l'altro un modello replicabile in maniera tale che, lo dimostreremo con i fatti già nelle prossime settimane, abbiamo già identificato altri edifici da destinare a queste attività. Ci interessava, ci premeva che l'utilizzo fosse a vantaggio della comunità locale e grazie alla conferenza dei sindaci della Marca e alla direzione generale della AS2 questo è stato possibile. Il loro progetto è stato quello selezionato tra una rosa di 3 e io sono particolarmente contento perché lo ritengo valido, ma credo che sia anche un modello che al quale guarderanno anche altre realtà geografiche del territorio. C'è stato un grande lavoro con tutti gli enti coinvolti, dalla Regione, l'INPS, l'ULS, i comuni, quindi veramente una bella operazione e soprattutto questa struttura ritorna a una nuova vita dopo anni e anni di chiusura in centro paese. Davvero in questo caso è una priorità per la nostra provincia, appunto dare questo tipo di indirizzo che va verso il mondo della disabilità e quindi anche con delle attività all'interno che permettano proprio di evidenziare questo. L'INPS ha messo gratuitamente a disposizione dell'ULS 2 la struttura della superficie di 4.400 metri quadrati che può ospitare fino a 40 persone. Andremo a creare gruppi appartamento formati da 6-10 persone e quindi saranno più gruppi appartamento con ragazzi con persone che hanno sia disturbi di comportamento alimentare sia dello spettro autistico, che si integreranno tra loro e potranno quindi fare un percorso di vita importante verso l'autonomia, che è quello il vero senso, cioè portare tutti verso l'autonomia. Ritorniamo alla cronaca, altri 3 DASPO che scattano nei confronti di altrettanti ultras del Bassano coinvolti negli scontri prima dell'incontro di calcio con il Giorgione, lo ricorderete, lo scorso 13 di marzo. Era il 13 marzo quando fuori dallo stadio di Castelfranco, prima del fischio d'inizio della partita di calcio tra Giorgione e Bassano, andava in scena una rissa a colpi di calci e pugni, ma anche con l'uso di bastoni e cinture utilizzate come fruste tra i tifosi delle due squadre. Scene di guerriglia immortalate in un video shock. Ora arrivano nuovi sviluppi sul fronte delle indagini. Sulla base degli accertamenti effettuati dalla divisione anticrimine e dalla Digos, il questore di Treviso ha emesso 3 nuovi DASPO della durata di 3 anni nei confronti di altrettanti ultras del Bassano.
I provvedimenti fanno seguito ad altri 9 DASPO che erano stati emessi pochi giorni dopo i fatti nei confronti di tifosi bassanesi e del Giorgione. L'identificazione dei destinatari della misura è stata possibile anche grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno permesso all'ufficio della Digos di ricostruire nei particolari le azioni messe in atto. E poi un processo che si apre a novembre con un'accusa pesantissima per 4 giovanissimi, violenza sessuale di gruppo. Il processo inizierà a novembre, 3 anni dopo l'inizio di una vicenda che si è confermata e vedrebbe 4 ragazzini accusati di violenza sessuale di gruppo. Uno stupro che, secondo il racconto della vittima, 16 anni all'epoca, sarebbe avvenuto in casa di uno dei coetanei dopo che le era stato offerto uno spinello che l'aveva fatta stare male. La ragazzina, che ha denunciato tutto nel giugno 2020, mesi dopo per la vergogna, ha raccontato di aver accettato l'invito a casa dell'amico, non sapendo che poi nell'abitazione avrebbe trovato altri 3 giovani. Dopo la sua denuncia è scattata l'inchiesta della Procura dei minori e ora, al termine dell'indagine del pubblico ministero, la Procura stessa ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dei 4 giovani che verranno giudicati con rito abbreviato. Nelle elezioni amministrative continua il nostro viaggio a Silea per conoscere i candidati sindaco. Viabilità e lavori pubblici sono fra le priorità di Lia Spolverato, alla guida della lista Lia Spolverato Sindaco, impegno civico. Lia Spolverato ha deciso di presentarsi come candidato sindaco nel comune dove vive da 16 anni. Sono venuta ad abitare qui perché pensavo fosse un'oasi felice, spiega, ma in questo periodo Silea si è spenta, ha perso la sua vitalità. Ho deciso di candidarmi perché grazie alla mia passione per l'urbanistica, alla mia esperienza professionale, dal momento che sono architetto, lavoro da anni, ho lavorato per anni, sto ancora lavorando negli enti locali, ritengo di poter essere in grado di affrontare molte criticità, in questo caso del comune di Silea. Viabilità e opere pubbliche fra le priorità della lista Lia Spolverato sindaco, impegno civico. Nei primi 100 giorni, spiega, vogliamo porre in essere 3 azioni decise. La prima, di procedere con la revoca della delibera di adozione del PUT, piano urbano del traffico, perché non siamo assolutamente d'accordo con le decisioni e con le scelte di questa amministrazione. Ed ancora, la seconda azione sarà quella di convocare il nuovo proprietario dell'ex area Chiari e Forti per intraprendere un nuovo progetto, assieme a lui ovviamente, di rigenerazione urbana. Infine, ultima ma non meno importante azione. La terza azione consisterà nella ricognizione di tutto il patrimonio comunale per definire gli interventi nell'arco di questo mandato da effettuare per quanto riguarda le scuole, gli edifici sportivi e tutte le infrastrutture. Per quanto riguarda la sicurezza verrà redatto un vero e proprio piano, sarà potenziata la polizia locale e punteremo, termina Lia Spolverato, ad una sicurezza integrata con regione e provincia. Adesso pochi istanti di pubblicità, ma restate con noi perché al rientro vedrete una gara davvero particolare. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso. Andiamo allora a Cavalier di Chiarano, dove ieri pomeriggio c'erano oltre 2000 spettatori per la prima tappa trevigiana del campionato italiano di tractor pulling, ovvero di tiro del trattore, una sorta di dragster dell'agricoltura. Guardate. È il trattore più potente d'Italia e uno dei più potenti al mondo. È il Forno EMI, 4 motori alimentati ad alcol per un totale di 10.000 cavalli. È una cosa mostruosa, soprattutto per mettere a terra tutto lo sforzo che i motori producono. È un rapporto peso-potenza immenso da concentrare, quindi noi corriamo con 40 quintali e tiriamo circa 290-280 quintali. Questo è il tractor pulling, ovvero trattori modificati che trainano un singolare macchinario con un peso che in base alla distanza aumenta la pressione sulla pista. Una gara tra i motori più performanti ma anche resistenti, di team meccanici affiatati, di piloti di questa Formula 1 agricola. Sarebbe nato qui i cavalli che trainavano dei tronchi di legno e poi siamo passati ai trattori. Senta, ma ho visto qui ci saranno circa 2000 persone, ma che passione è? È una passione perché quando entra una persona, il motore è una persona che ti prende e non la molli più.
Una folla assiepata ai lati del campo di grano, trasformato in pista nonostante il freddo e la pioggia. Signora, ma chi gli fa fare prendere tutto sto freddo qua? No, perché sono appassionata per Ford Noemi. Ad occhio lei è un appassionato di motori. È la prima volta che vengo, comunque è bellissimo. Ma non era meglio andare al cinema oggi con sto freddo? No. No, qua a patire freddo. Vabbè che sono qua del paese, ma mi è sempre piaciuto il tractor pulling. Da piccolo mi guardavo i video su YouTube. E nella sfida poi c'è sempre chi rompe. Mostri che assomigliano molto ai trattori di casa nostra, ma anche trattori che hanno fatto la nostra storia. Con la differenza che questi poi tornano anche indietro, pronti ad arare veramente. Oggi qui proviamo i motori nuovi, quelli vecchi, perché anche le tradizioni, le radici contano. Partire dalla storia, partire dall'esperienza per investire nel futuro. A Conegliano adesso per un compleanno speciale, i 100 anni di un vero e proprio decano dei giornalisti e dei reporter, Vittorio Baroni, dall'incontro con Hemingway a quello con Churchill, una vita di ricordi. Quando io mi sono piazzato sul muro del terrazzo dell'albergo, sull'acqua, lui mi ha visto. Cosa ha fatto? È venuto lì, io stavo con la macchina fotografica e mi ha detto: ma no, vieni dentro a intervistarmi. Io ho accettato subito l'invito e mi sono fatto spingere dal barcaiolo fino al punto di superare il muro della cinta del terrazzo. Vittorio Baroni ancora si emoziona se pensa a quel giorno a Venezia, tu per tu con Ernest Hemingway, che lo issò dalla finestra dell'albergo dopo averlo visto appostato per ore in cerca di un'intervista. Ricordi indelebili di uno dei decani dei reporter, 100 anni compiuti festeggiando in famiglia nella sua Conegliano, con la visita del sindaco Fabio Chies e tanti aneddoti che tornano alla mente. Milanese di nascita, durante la guerra fotografo per l'aviazione, poi corrispondente di Life e altre testate statunitensi come fotografo, poi il passaggio alla cinematografia e l'entrata in Rai negli anni 50 agli albori del servizio pubblico, inviato in forza al telegiornale. E ancora tra i precursori delle TV private nell'allora Telemilano 58, futura Mediaset, nonché direttore di Antenna 3 a metà degli anni 90. Privilegiato senz'altro, perché mi ha permesso di vivere delle situazioni impensabili per le persone normali che non fanno la mia professione. Non solo Hemingway, ma anche Winston Churchill che, data la caratura del personaggio, lo sorprese con un gesto particolare. Curioso, perché un ministro come Churchill che mi guarda in macchina, mi fa lo sberleffo e poi va via. Per non parlare del carattere difficile del campionissimo Fausto Coppi. Era una persona molto chiuso, non era facile avere dei rapporti. Un traguardo notevole quello dei 100 anni e che per una volta, se gli si chiede quale sia il segreto della sua longevità, lascia anche un professionista storico del mestiere senza risposta. Anch'io mi sto chiedendo sempre come si fa ad arrivare a 100 anni, ma il segreto per me è sconosciuto. Adesso le notizie dal Bellunese. C'è l'economia in primo piano con una giornata importante, molto importante, che per il rilancio di Ideal Standard. Stamattina infatti è stato siglato l'accordo di cessione del sito produttivo del marchio Ceramica Dolomite all'accordata di imprenditori veneti guidata da Finint SPA. L'intesa avrà effetto da mercoledì prossimo, 1 giugno. L'atto segue l'intesa per il trasferimento di tutti i lavoratori raggiunta lo scorso 12 maggio e segna l'inizio della nuova stagione industriale per l'azienda e le sue maestranze. Le firme di tutti gli attori coinvolti non siglano solo un accordo ma anche una pagina di storia dei lavoratori veneti, ha dichiarato il presidente della regione Luca Zaia, e con lui il ministro Federico D'Inca, grato per un accordo che dice corona un percorso intenso che darà rilancio allo stabilimento di Trichiana e a tutto il Bellunese.
La cronaca invece ci parla di una tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi a Casan di Ponte nelle Alpi, con il pilota di un parapendio che ha perso improvvisamente quota e ha finito il suo volo contro un palo della media tensione della linea elettrica. L'uomo 37enne del posto ha riportato una lussazione a una spalla e alcune bruciature a un polpaccio, colpito da una scarica elettrica. Soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del SUEM, il 37enne è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino per le cure del caso. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia delle stradale. Per il recupero della vela rimasta poi impigliata sui cavi, l'Enel ha dovuto sospendere per un paio di ore l'alimentazione elettrica in 2 frazioni di Ponte nelle Alpi, a Casan e ad Arsier. E adesso un incontro importante e significativo nel Salone della Prefettura di Belluno, a ridosso della Festa della Repubblica. Il Salone della Prefettura ha ospitato il viaggio ideale messo in scena dagli studenti della scuola media Ricci, un viaggio ideale nel racconto del Milite Ignoto. Promuovere conoscenze e analisi del passato per comprenderle e proiettarsi nel futuro. A ridosso della celebrazione della Festa della Repubblica e a pochi mesi dal centenario del Milite Ignoto, nel Salone di rappresentanza della Prefettura è stato rappresentato il Treno dell'Ignoto, frutto di un sapiente lavoro di ricerca che ha coniugato storia e musica, condotto dagli studenti della scuola media Ricci di Belluno. Fu un viaggio ideale quello del convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del soldato senza identità, uno dei tanti morti al fronte per la patria, ha ricordato il prefetto Mariano Savastano. Un viaggio che ritorna attuale oggi per rimettere insieme il Paese dopo l'emergenza Covid e la guerra in Europa, che resta aggrappato ai valori fondamentali della democrazia. Aspettavo che lui tornasse. Un po' ci spero ancora. Qualche volta però succede che non ci spero più. Quando il Papa è partito ci siamo disperati per giorni, per mesi. In quei 3 anni abbiamo pregato in continuazione e sul nostro cuore pesava una pietra enorme. La rappresentazione ha riletto il libro scritto dall'insegnante bellunese Paola Zambelli, un romanzo pensato per i ragazzi che narra in 11 racconti episodi storici, situazioni, luoghi e accadimenti della Grande Guerra. Curatrice del progetto, oltre all'autrice del libro, l'insegnante Gisella Galatà, che ha curato la rappresentazione musicale. E con un grande ago ha infilato tra le ciocche un nastrino che segue l'intreccio dei capelli. Per me è troppo, è davvero troppo. Autorità locali, scolastiche e militari hanno assistito alla rappresentazione assieme agli studenti del Segato, del Calvi e del Leonardo da Vinci. Da oggi i militari dell'Arma in servizio di controllo e prevenzione delle strade bellunesi hanno in dotazione il Taser, la pistola a impulsi elettrici di difesa e di non violenza che sta progressivamente entrando nella dotazione effettiva dei carabinieri, polizia e guardia di finanza. Le immagini che vedete sono le primissime scattate questa mattina durante un servizio dei carabinieri del territorio. Il Taser, nel lungo periodo di sperimentazione e addestramento, ha già dato ottimi risultati nella consapevolezza che tutelare l'incolumità degli operatori di polizia è la precondizione per garantire la sicurezza ai cittadini. La morte dello scrittore Boris Pahor lascia profondi segni di riconoscenza anche a Belluno, una città che lo accolse nel 2014 in occasione della celebrazione della giornata della memoria. Sentiamo le sue parole. L'abbraccio corale di Belluno e dei suoi studenti, il silenzio e l'ascolto degli orrori del nazismo e del fascismo magistralmente raccontati nel libro Necropoli, biografia del periodo vissuto da internato politico in un campo di concentramento. È il gennaio del 2014 e si celebra la giornata della memoria in un teatro comunale gremito di giovani. Sul palco, assieme all'amica bellunese Mirta Amanda Barbonetti, c'è per la terza volta lo scrittore Boris Pahor, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura, che incanta i ragazzi. Lo scrittore intellettuale di confine si è spento oggi all'età di 108 anni. Anima e testimone di un secolo, Pahor, sloveno di cittadinanza italiana, raccontò la tragedia della deportazione degli ebrei e degli oppositori politici. Si moriva, no? E si moriva perché si era politici, perché si era contro il nazismo, contro il fascismo prima, questo voi lo dimenticate. C'erano anche campi fascisti, però dimenticati anche quelli, e volontariamente dimenticati, no? A Gonarsa, a Chiesa Nuova, a Treviso, in Dalmazia, a Arbe in italiano. Sono tutti campi fascisti, per fortuna sono durati 2 anni, dal 41 al 43, però
abbiamo dei morti anche lì. Da internato politico in 5 campi di concentramento, Boris Pachor scampò alla morte grazie alla conoscenza della lingua francese studiata all'Università di Padova. Triangoli rossi avevamo, quindi la maggior parte, tutti quelli che erano in campo di concentramento tedesco avevano dei triangoli, secondo la causa per cui erano in campo di concentramento. Pachor raccontò la sua verità sulla storia girando l'Italia in lungo e in largo fino alla fine dei suoi giorni, senza filtri, con sincerità e coerenza, il suo testamento morale ai giovani. Studiare la storia, unico modo per sfuggire alla barbarie. Siamo in chiusura, l'appuntamento con Ring, mentre vediamo, chiedo alla regia, Renato Capoia e Mattia Pizzaia, che ringrazio, di rivedere il sondaggio che poi troverà l'esito come sempre. Eccolo qui: viaggio per la pace in Russia, Salvini sbaglia? Sì, 0422 162 6691, oppure no, non sbaglia, 0422 162 6690. Dicevamo tanti gli ospiti anche questa sera di Ferdinando Avarino, uno in particolare perché sarà ospite per la prima volta in una trasmissione televisiva, Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano, lo ricorderete, che ritornò in Italia nel marzo scorso dopo un anno imprigionato in Sudan, e quindi racconterà Ferdinando Avarino a 2 mesi, poco più di 2 mesi di distanza, insomma, quell'inferno, ma anche il dolore, i ricordi che ancora un po' diciamo lo perseguitano, la voglia di ricominciare, insomma un appuntamento da non perdere questa sera. Non ci sarà solo la testimonianza di Marco Zennaro, ma la politica in primo piano, con Giacomo Possamai del Partito Democratico, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzara. E poi momento anche per lo sport, per celebrare lo scudetto del Petrarca Rugby Padova, perché avremo in collegamento Andrea Marcato, l'allenatore della squadra che ha vinto lo scudetto sabato a Parma contro il Rovigo nel derby veneto, e poi anche il nostro Federico Fusetti, giornalista di Media Nord-Est, espertissimo di rugby. Dunque una puntata ricca da non perdere questa sera dalle 21:15. Non mi resta che lasciarvi al meteo. Grazie e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Avanza l'alta pressione africana sul nostro territorio. Sarà un ponte del 2 giugno di bel tempo, così come martedì 31 maggio con una nuova ondata di calore alle porte. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo nubi irregolari alternate a schiarite. In seguito cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulle zone montane, dove non si escludono anche occasionali acquazzoni nel corso del pomeriggio. Temperature in generale aumento, minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui addensamenti in mattinata, poi ampio soleggiamento con isolati temporali sui rilievi. Temperature minime sui 14-18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sui settori alpini di confine possibili piogge. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 26. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.